Il futuro del turismo a Vicenza e nel Vicentino potrebbe passare attraverso le due ruote, quelle della bicicletta. Stiamo parlando del cicloturismo che con V-Bike Tourism Lab vuole essere il primo tentativo di organizzare un vero e proprio sistema territoriale per i cicloturisti, amanti di un turismo sostenibile. Progetto che al momento ha portato ad un anello di 331 km suddivisi in 7 aree ricche di fascino e 21 percorsi per tutti i gusti. È la prima volta che si mette a sistema una serie di ciclovie che sono state costruite e che sono già battute da tanti appassionati. Per me farlo conoscere all'esterno è sicuramente un'opportunità. L'obiettivo, quello della provincia di Vicenza e di Camera di Commercio con il progetto V-Bike, è quello di strutturare un fenomeno turistico in grandissima crescita e che può vedere la provincia di Vicenza protagonista nello scacchiere sia veneto ma anche europeo, per la sua centralità. Percorsi in pianura, in collina, ma anche montagna o misti, per bici da strada, con pedalata assistita o meno, per famiglie o gruppi, giovani e meno giovani, è quanto il Vicentino è in grado di offrire, un nuovo modo di vivere il territorio. L'immaginazione, no? Questa ti rende sempre più ricco, i tuoi pensieri corrono e quindi ti regali dei momenti di pausa, per così dire, dagli affanni quotidiani. Territorio da fotografare grazie al ciclo concorso Green Tour Verde in Movimento, di cui Grisignano di Zocco è comune capofila. Il comune di Grisignano, facendo da molti anni interprete e capofila di un protocollo di 10 comuni vicentini interessati dal tratto dello Stigia ciclabile, è impegnato in iniziative particolari di promozione del cicloturismo. Il mercato oggi il cicloturismo è in forte crescita, noi siamo un'azienda di 50 persone, 18 milioni di euro è fatturato nel 2019, che porta stranieri in Italia e italiani in terra straniera. Un mercato in crescita su cui però servono investimenti e azioni. ci sono strade da fare, formazione, preparazione, capacità di essere veramente ospitali.